Buongiorno e benvenuti a Vabriguccia. Sono contenta di ritrovarvi qui, miei amici vi oggi per parlarvi di l'acqua. A cosa ci serve? Da due bene. Vi ne parleremo di tutte maniere con la nostra Miss inglese preferita, Miss Risenbock, che ci conterà una bella vola. Oh, lo mischino, Marco Mavratello. Ci verremo una chiacchierata in saluto con l'amico Leandro. 100 mesi l'acqua ritorna in isobaesi. Per un nostro piacere a tutti vedremo ciò che si passa nello spazio, ci faremo una bella zosola che piacciono tanto a Santo. Con Jean-Paul abbiamo da cantare una magnifica canzone che può poter imparare a tempo a noi. Mare d'orchino di l'onda, di l'onda. Impareremo di nuovo a fare qualcosa con le vostre mani. Scriveremo a nostra lingua con Jean Trombetta e vi faremo scoprire di a nostra gorsighella con l'indovinello di Dronuccio. Ma ora apriamo subito le porte di Vabriguccia. Salute Massino, vabbè. Salute tu! Allora, era ora, ti aspettavo io per cantare. E anch'io, ma ho tempo di venire fino a qui. Oggi è una magnifica canzone, donna. Chi si canta qui oggi? Allora, quella oggi si chiama Di Londa. La conosci? Allora, di Londa, mi pare che la sia una canzone di Whisketto, Festa Zedelina di Movrini. Di questa? Sì. Ah, mi pare di conoscere. Mi faccio sentire appena. Di questa, la di riconosciuta. Allora, se tu vuoi, posso cantare appena? Proviamola. Allora, andiamo. Ah, una piccola domanda, sai nuda tu? Appena. Cali, cantiamo. C'è un mare d'orchino di l'onda, c'è un mare d'orchino più bello un sinesà. A mezzo a un bastimento di l'onda, a mezzo a un bastimento lì a navigare. Magnifica sta canzone, ci ramanesse sopra un mare, non battello, ti parte così. E Santo si sarà mica niato. Ah, spero che non si sarà mica niato che mi isognodello. Dunque, ti ringrazio di averla scelta oggi. Sono contento anche io. Ma penso che anche i nostri telespettatori trovano questa canzone la die magnifica. E penso di noi che voi siete curiosi e premurosi di sapere tutti i misteri che circondano il nostro mondo. Per esempio, un vi siete mai domandati perché l'acqua galla codra più furia che l'acqua fredda. Ma sapete perché? E allora? Volete la risposta? Guardiamo il nostro spiegami. Becco una bella cudrada giornata d'inverno, cammini vora in cui le domani un bicchiere d'acqua fresca e una tazza d'acqua ulante. Ma ecco che in trampaledi e do due bicchieri volano per aria. Migrei so di dico che l'acqua ulante ha da cudra più furia che l'acqua fredda. E bera, allora, entri di ne a ugallo, cosa spieghi? In condizioni di rinfrescamento simile, l'acqua galla godra di più furia che l'acqua fresca. Questo fenomeno è chiamato l'effetto Mpemba. Mpemba è un nome di quello che ha scoperto la cauda in un 1963, a solo 13 anni. Oggi era sto B. Mpemba. Mpemba era in uso corso di cucina e approntava a grema dieciada. Per avanzare il suo lavoro, ha messo a sua preparazione desimpregata in un congelatore. Quando è andato a cercarla, si è visto che l'aveva indurito assai prima che l'altra. Come è possibile? Guardava, l'acqua può pigliare tre forme, liquida, salda e gasosa. Sotto a 0 gradi l'acqua è salda e coda. Tra 0 e 100 rai è liquida. Quando è là al di là di 100 rai, bolle e diventa gasosa, tanto è vapore d'acqua. Se l'ugala sotto a meno 20 e che tu lampi per aria acqua fresca e acqua galla, a galla godra e a fresca cascantara. Perché? Perché l'acqua ulante è vicino ai 100 rai, dunque di passa di uno stato liquido a quello di vapore d'acqua. Dopo augmentato di l'aria fredda, o vapore codra e casca come neve. Si brucia per via di ammassa, vale a dire, a quantità di materia in un oggetto. Posto che luce meno acqua in un vapore che l'acqua liquida e l'acqua galla che codra più furia.
E d'altronde, sta tecnica chi dia dubrada per fa a neve artificiale. Torniamo a bede d'utughe. Quando la godra più furia l'acqua galla che l'acqua fredda, e chiamato sto fenomeno l'effettum pump. L'acqua ullante è più vicino di sbabura quando uno a lampa in l'aria gudrada, pia una forma gasosa e rivala come neve. Oh, cosa conti? I tuoi soldi in banca? Manca appena. Ciò che conto qui vale più che i soldi e l'oro a tempo. Conto l'acqua. È vero che è preziosa assai l'acqua. Ma non capisco mica ciò che tu si intraccia e conta. Son traccia i gunta quante non frazemo acqua qui a Vabriguccia tra l'orto, la telo, infine tutto. Allora dacci d'oro a bordo. Non ci capisco più nulla. Buono, ti diamo un esempio. Sai quanto frazemo d'acqua a giorno in generale? Sai anche questa tu? Ti diamo un esempio. Per quello di un gabinetto. Sai quanto dirà acqua al gabinetto a giorno? Ma dove? 2 litri. No, tra 6 e 12 litri a giorno. Ti rendi conto? Un altro esempio. Sai quanto un orto frasa d'acqua a giorno? O mio 5 litri o più. Non ci sei mica cosa. Frasa tra 15 e 20 litri acqua a giorno. Ma vai, cosa dici? Mi ori colpabilizza. Ma manca appena. Te, un altro esempio. Sai quanto frasa d'acqua una uscia a giorno? Non la voglio manco più sapere che a siamo arruinati. Frasa tra 60 e 80 litri d'acqua a giorno. Ti rendi conto? E dimmi appena. Di oggi quello l'acqua, che ne sai? So che l'acqua giunge in casa quando tu l'apri. Sabio. Un cerchi manco a cabiosa. Sai che il 70% dell'area del pianeta è acqua. E che ha 4 miliardi d'anni che non dovremo sempre la stessa acqua. È sempre la stessa acqua che gira e che si trasforma. Si chiama il gigolo dell'acqua. E usiamo d'ore dell'energia solare. Papà, quanto tu ne sai tu? E ora di avere ciò che stai ritenuto. Me ne scappo che capisci sono obbligato ad andare a ciò. È l'acqua che corre sempre in giardino. Si maligno, sì. Si non para tutti i giorni a Vabriguccia. E parlando non para, se non diamo a trovare i nostri amici maneschi per bere che meraviglia, ci non da para a fa oggi. Tocca a te. Piramidi. Per fare piramidi ti ci vuole a lana di parecchi colori, un po' di voli di colori differenti, i tesori, una pistola in coda. Fa un cono con un voglio nero. Metti appena in coda al capo da che non si sfacci. Taglia la parte più larga in fondo. Appiccica il capo di un medo di lana in cima al gono. Intorcia la lana intorno al gono a partasi da punta, per un po' di centimetri. Fa lo stesso con un altro pezzo di lana, cambiando di colore ogni tanto. Con l'aiuto di Ugono, disegna un cerchio dentro un voglio nero. Taglialo coi tesori e appiccicalo al fondo di Ugono. Taglia una striscia reda in un voglio nero. Intorcialo, metti appena in coda e appiccicalo in mezzo della base di Ugono. Per compia, disegna e taglia stidini in una carta giada. Appiccicali nella lana da decorare.
Ora tocca a te. Cari amici di Avabriguccia, sono sicura che anche voi aspettate questo momento tanto piacere, quello di chiamare l'amico Leandro che ci aspetta in casa sua per parlare con noi oggi dell'acqua. Salute Leandro, Gisi? Ah, buongiorno Francine! Ah, cosa viene domani? Ah, qui di un globo terrestre. Ma mi buoni una questione. C'è assai acqua. Sai che il 70% di tutta la terra è acqua. Ah, già sai. Già sai, come tu dici. Allora, mi vuoi dire qualcosa di betto all'acqua? Allora, c'è qualcosa che mi viene qua? Senza acqua non ci sarebbe mica fiumi. Senza fiumi non ci sarebbe mica mulini. Senza mulini non ci sarebbe mica farina. E senza farina, prova la tua a fare la bulanda. Ah no, di sicuro che Pulenda senza acqua si ne può fare. Saremmo veramente tristi di mangiare Pulenda. Ti piace a te la Pulenda? Ah, è troppo buona. È troppo buona. Allora, prima mi parlavi di una canzone, ti aggiuntevo parlare così e qua là, che tu conosci una canzone che Nimo un po' conosce. Di che? Quale sei questa canzone? Allora, di una canzone che si chiama Acqua e che un po' mica conosce perché è di un mio album che l'ha scritta. Ah, ma oggi ci puoi cantare, ci facci sentire a tutti. Vabbè. Allora, ti stiamo L'acqua che fa la, va là, e se ne va. L'acqua che canta, e se ne va. L'acqua che corre, ma ultara. Bravo Lea, vedi l'acqua canta come te e canti proprio ci regali sempre magnifici regalucci così per noi a Vabriguccia. Allora Leandro, mi pare di no che tu mi volevi parlare di un proverbio. Non so se tu conosci. Ah, Dopo 100 anni e 100 mesi, l'acqua ritorna in isobaesi. è vera, l'imparo con te, la di mai intesa questa. Allora Lea, mi volevi parlare tanto di un pozzo che si trova in un luogo particolare. Allora, non so se tu sai, ma non su. A gente andava a cercare l'acqua o in delle fontane o in i bozzi. I bozzi, allora tu a te i dogacari hanno un pozzo, mi pare. I mogacari hanno un pozzo e si deservano per un'acqua odiosa. E così risparmiate acqua. E tu preferisci via un bagno in un mare o all'acqua di un fiume? Allora, a me, sì, non così, preferisco farla in un fiume. Ma dopo, se di spizziette, tuba, tutto penuda, preferisco farla in un mare. Bravo Lea, ci campiamo sempre con te, ma è giunto il momento di salutarci. E voglio sapere appena più, cosa fai tu per risparmiare l'acqua? Allora, io più un bagno, più una doccia piuttosto che un bagno. Una doccia piuttosto che un bagno, e così risparmi. Allora, vogliamo guardare insieme, Lea, stai con noi, fidiamo. Vabbè. Salute amici, ad una missione assai speciale. Abbiamo da parlare di un risparmio dell'acqua. L'acqua è indispensabile alla vita. Senza acqua, tutti gli esseri vivi smariscerebbero e per questo che la ci tocca risparare l'acqua e ridurre la sua consumazione. I 3/4 della nostra pianeta sono coperti d'acqua, ma solo una piccola parte si può bere. Siate attenti, 97% dell'acqua nella terra è acqua salita e 3% acqua dolce e solo 0,025% dell'acqua dolce si può bere. Come potete vedere, è un percentuale ciugu. Inoltre, ogni giorno sminuisce per via di contaminazione e di consumazione umana. Per una pianeta più durabile è importantissimo ridurre la consumazione d'acqua potabile. L'acqua, come la spuliamo? Di che maniera utilizziamo senza riflettere questa risorsa importantissima? C'è da riflettere. Sapete quanto litri d'acqua frazziamo ogni volta che ne adobriamo i gabinetti? Quasi 10 litri d'acqua. Sapete quanto litri d'acqua frazzate se va un sarà di mico rubinetto mentre vi lavate i denti?
quasi 20 litri. D'altronde un rubinetto che sgota frasa quasi 36 litri d'acqua al giorno. È così che noi frasiamo milioni di litri d'acqua ogni giorno senza manco a bedegine. Ma ci sono maniere di fare e consigli da seguire per contribuire con il nostro granello di rena a aiutare l'ambiente. Assicurarsi che i rubinetti sono chiusi bene. Un giuaci mica di gabinetti come pubella. Serrare i rubinetti quando non ce l'avevo i denti. Femo viaggiare il lavabane solo quando è pieno. Riadupremo l'acqua per pulire i legumi o annacquare i fiori. L'acqua di pioggia può essere riguardata per annacquare l'orto. Piglia a douche e mica bagni. Sapete quanto litri d'acqua potete risparare se voi tagliate l'acqua mentre vi lavate? Più di 150 litri, vabbè! Sono maniere di ridurre la consumazione d'acqua e contribuire a una pianeta migliore. Ci volete aiutare? Principiate a risparare l'acqua che ha, tocca a voi. Se non era Magelli, pueriamo da gorsiga da guassù. Subranasti loghi garchi di storia, provitane bescobre une boghe di esoelesse storiche. Ma a geli un simu e avemo un nostro dronuccio. E se lui viaggia a spassidia per sti monti, o se gida o se biadie, c'è la rispettana dura e quelli che ci stanno, ma questa sapete o zidelli. A Vabriguccia siamo brimurosi di l'ambiente, stada sente, sapere de droit in due andemo odie. E benvenuto allora di un nostro dronuccio. Giungerà in Trenighe una città che ne avevamo da scoprire oggi. Tra le cose magnifiche da visitare in questa città troverai una cappella e una scultura indiana da Nantamuscoglio. Famosa bella fortificazione si trova a Nanta sponda opponente di Agorsica. Una fortezza magnifica a bordo di mare. E Calvi. Calvi è una città di 5.000 abitanti. A linea di Gamin di Varu e a Walagna principia in gara i Bonteleccia per compiersi in Calvi. Circola da maggio a ottobre e i viaggi sono più numerosi di stadina. Più lontano, in Edere, a Cappella Yamaona e a Serra, c'è una vista panoramica che narrerei i lotti biani. La scultura rappresenta la Vergine Maria. I galvesi l'hanno messa a cura a città e ci fanno un viaggio di benidenza di poi 500 anni. Dai Wattelli a Mansadi a Subranità di Agidadella, passando dall'acqua d'Orchine alle montagne in circondo, c'è sempre da biane a vista. E apprezzata di noi Calvi per i sorinadi e a Zogala in forma di mezzaluna. Ora abbiamo da scucina una zosola che vi può dare sede. Perché non abbiamo mica acqua qui? Sicura che l'avemo l'acqua, ma avrei a sede quantunque. Vedi, sta zosola ci viene da Portogallo, di una specialità di qua là. Allora, sai che è la capitale di Portogallo, che è Lisbona. Anche di ragia che tu ci sei per impararcela. Allora, Rosa, io ti propongo di scoprire gli ingredienti e di fare nostra zosola, ma prima non ti vuoi mica cacciare sto cappello. Volentieri. Mi pare a me. Allora, guarda, ti aiuto a presentare a te e ai nostri cari amici di Fabriguccia a tutti gli ingredienti per la nostra zosola. Allora, ci servono 2 patate. Mi sembra che tu non abbia detto nulla oggi che di roba salita. Mica banca roba salita. Poi dico per ridere. Dunque, ci servono 2 patate, un cucchiaio a suppa d'olio d'oliva, un cucchiaio a caffè di cipolletta, 70 grammi di baccalà di salito, una cucchiaia a caffè di succo di limone, una cucchiaia a caffè di besciamella che tu vedi qui, 5 piccole carote, una liua nera e poi appena di sale. Ci siamo? Siamo pronti. Siamo da campare. Allora, ti propongo di cominciare la nostra zosola. In una giotola mette un bescio tagliato a pezzucci da vallugoge a un microonde.
Sbuccia i bommi. E mette la coce in l'acqua salida. In una seconda ciotola mette i bommigotti, un pizzico di sale, l'olio d'oliva, a cibuletta e mette tutto in pappina. Piglia un besciugotto, sbriciolalo, aggiusta l'usuccio di limone, l'olio d'oliva e un pizzico di sale. Aggiusta la besciamella. In una forma mette una strata di bommi e una strata di besciu. Taglia le garotte e beffa uso e goro. Per fall'occhio piglieremo una vetta d'oliva. Osa, guarda che opera d'arte che abbiamo fatto qui. E dopo dicono baccalà per cocca. Ah, bon, ce le dica, a me un bescio mi piace tanto. Eppure, va bro. Ah, so che lo va bro, ma vedi, uso gusto. Bon, tagliai, un bescio ha bisogno di acqua, Cioè, che la sia salita o mica ha bisogno d'acqua per campare. E noi abbiamo bisogno di acqua, sai, quando lo va a giocare mentre su leoni, un bello bicchiere acqua fresca. Fa già anche bro. Sai che oggi Paxi c'ha da spiegare il gigolo dell'acqua. Allora, se vediamo, ma soprattutto ascoltiamolo. Non da un bale un bicchiere d'acqua fresca quando lo va a giocare. Salute, mi chiamo Baxi e sono lo esploratore spaziale preferito. Aiuto a spiegarti il gigolo dell'acqua. Sai tu che l'acqua che è la stessa che quella che li veivano i dinosauri più di 200 milioni di anni fa? È la stessa che tu bierai da qui a 50 anni. Come sai, tutti gli esseri vivi in terra hanno bisogno di acqua per campare. Le piante, gli alberi, gli animali e bella sicura l'umani. La terra non possiede che una quantità limitata d'acqua e l'acqua è alla stessa oggi e 4 miliardi di anni fa. Circola sempre e sempre e sempre. E ciò che si chiama il gigolo dell'acqua. È così che mamma natura rigigola l'acqua di maniera stupenda, che si vede come la viaglia. Quando il sole riscalda la terra, a temperatura l'acqua di fiumi, di lavi e di oceani cresce. E una parte dell'acqua si svaporeggia in l'aria in una specie di gaso chiamato vapore d'acqua. Questo fenomeno si chiama svaporazione. Più vapore d'acqua gola alto in cielo, più rinfredda. Tanto si formano cucciucce d'acqua liquida, è così che si formano i nuli. Sto fenomeno è chiamato condensazione. Quando assai acqua si condensa e che l'aria un po' più contiene tutte le cucciucce, l'acqua torna a cascare in terra. Può pigliare forme sfarente, a pioggia, a randina, l'acquifragio o a neve.
E ciò come chiama è precipitazioni. Non è tanto piacevole e soprattutto per giocare fuori. Tutta l'acqua rivalata nella terra ad essere raccolta di maniera sfarente. Si chiama sta tappa agullezione. L'acqua che torna a cascare in l'oceani, i lavi, i fiumi, ad sbaburrare di nuovo e principiare un nuovo ciclo. L'acqua che casca nei frondami ad tornare a sbaburarsi a pertesi ai fronde e alle piante. E sai cosa diventa l'acqua che casca in neve nei ghiacciali? Una parte godra e mantiene il ghiacciolo in vita, mentre l'altra parte diventa liquida per via il calore e il sole e alimenta i fiumi. Simpatico, no? Qualsiasi luogo in cui la casca, l'acqua si rigigola torna e torna e torna. È veramente straordinaria do pianeta. Dunque, oggi abbiamo imparato che tutti gli esseri vivi hanno bisogno d'acqua da sopravvivere. L'acqua non terra è la stessa da poi più di 4 miliardi d'anni. L'acqua si svaporeggia, si formano i nuli, dopo rivalano nella terra. Tanto l'acqua è raccolta in oceani, i lavi e i fiumi. L'acqua si rigigola, torna e torna e torna. Avveteci e a presto per una prossima avventura in questo universo meraviglioso. C'è un mare turchino di Londra, c'è un mare turchino. Salute, caro santo. Ma ti facci sempre aspettare, tu sei un bel artista. Travaglio, Era non te l'onda. E io canto l'onda oggi, sai che la nostra tematica dell'acqua e mi scelta questa canzone, la conosci? E c'è una canzone che era un taguschetto di Muvridi, no? Festa zideli, noi reggio a giganti appena. Guarda, da due sette parole, se hai bisogno. Proemoli. Allora, forse che c'è la figlia a so d'unalità, non forse non è mica Sai, stessa. Ielu. Proemo, Sempre Fatemi complicato. sente. sta a sente. C'era un mare turchino di Londra, c'era un mare turchino, più bello non se ne sa. Bravissimo. Mi va, vabbè. Ah, vabbè, ma non ti proprio è. Poi io vi propongo di continuare a scoprire Così questa abbiamo canzone. partite. Allez, continuiamo. Eh, Benamo e luentu ilonda, Benamo e luentu e si mette a soffiare. O bastimento barete di Londra, o bastimento barete dove si andrà. Allora, che ne pensi di questa canzone? L'hai scelta per te? è bella, eh? Bella. Allora, vi propongo di pronunciare appena queste parole, senza musica, Sì. giusto per dirle tutte insieme così. Dunque, Benamo e luentu. Ripeti con me, Santu. Benamo e luentu e si mette. Ma no, ti sbagli. Benamo e luentu. Di Londra, Benamo e luentu e si mette a soffiare. Quanto soffia. O bastimento parte di Londra, o bastimento parte dove si andrà. Proviamo a dirla così con il ritmo. C'è il ritmo? Guarda la tua chitarra. Benamo e luentu di Londra, Benamo e luentu e si mette a soffiare. O bastimento parte di Londra, o bastimento parte dove si andrà. Buona, continuiamo a scoprire. Allez. A chi la bistonchina di Londra, a chi la bistonchina, a chi Madagascar. Oh, magnifica sta canzone d'oggi. Ah, ci siamo. Sapete che a me mi piacciono tutte le attività artistiche. Cantare, sempre cantare, Bon, scoprire ballare. canzoni. Ballare, ballare mi piace anche a me. A te ti piace ballare? Io casco. Tu caschi. Ma sai, a me mi piace anche a disegnare. E a te, Osa? A qua non piace e anche a me mi piace. Non sono Allora- tanto forte ma mi piace.
se tanto vuoi, io ho visto che i disegni erano da telo, eh? Allora, per esempio, se tu dovessi fare un disegno di una nostra tematica dell'acqua, che faresti? Io faresti tutti i marrosoli, di questo schiume. E tu? Io verrebbe una bottiglia per metterci l'acqua dentro. Perché mica, no? Perché Sai, mica? Bibro bon tanta trovati tocchi e lui sa fare i disegni belli. Oggi abbiamo imparato a fare un clown. Per fare un bello clown cominciamo bene a usare un naso dondolo assai. I suoi occhi sono mascherati, Questo clown è conto un personaggio che è carcacolore, a sua occa, che fa un bello sorriso. Due così rossi accanto alla bocca, i merletti e due orecchie. La faccia dondola e poi muovere i suoi capelli. Capelli con tunche ricciolati assai. Li dobbiamo mettere in un bello cappello. Mica frusto. Un bello fiocco che faceva questo costume. Il nostro clown è in posizione come se lui allava. Dunque ha una specie di camicia e face appena usciamo queste mani, figliate, face ui. Quasi mano ritta. Dopo le va l'alturaggio è inteso e un bugno è chioso. Attacchiamo a fare questo pantalone, ha detto che lui allava uno sto clown. Il pantalone è un pantalone che gli è appena largo, in fondo. Braganato in uno. Tanti non sculisciavo con dunque. I scarpi, che non sono mica scarpucci. I cloni hanno sempre scarponi. 3 bottoni e un fiore. Naso rosso e cappellone e un bello pantalone. Cerco sempre affarie. Come? Non mi conoscete? So capace a fare canzone. A cascare l'occasione. So gluno, sbirigone. You want una tazza di tè? Ma che ti pia a te? A me mi piace sentire parlare l'inglese. Sai quando ascolta Miss Risenbocca mi si pare di essere in Londra, non taxi. E come chiameresti tu taxi con l'accento inglese? Taxi per piacere, please! Oh, signore, questo taxi parte da Lupino e giunge in piazza Sadigula. Perché? Ci credi tu che Miss Risenbocca ci viene da Londra? Capisco. E ho da già dire, quando la parla inglese io capisco tutto. Chi ha capisci l'inglese tu? E che? L'ha già imparato con ella. Allora, ci siamo. Andiamo piuttosto a stare assente a vola di Miss Risenbocca, quella che ci conta ampollina d'acqua turchina. A te, Miss Risenbocca. Te. Prucchezzo Maria Muvrella, Prucchezzo Maria Muvrò, Mariantona ha fatto un miju mi aiulava, Mariantona la nanawa. Hanno rapporti speciali giù con gli animali ed al mercato. Li parlano e li capiscono, li rispondono. Mi face pensare a una vola, a un desante. Allora, come non sit down zideli, ecco a vola di lampolina d'acqua turchina. Una volta c'era un re che aveva 2 figlioli, Maria e Marco, tutti e 2 belli e bravi. Ma il re era vedovo e decide di rimaritare secondo Aulina, che soi-disant
era brava, ma la erede Gabida era una strega. She was a witch. Tadam! Un pui abba dei violi di ure e ha riesciuto a mettere Marco vora da un palazzo e became homeless poi. Ma ure sospirava l'assenza di uso violo che si era installato in una cabana alla rice di Avuresta. Diaolina una notte è passata e gli ha versato 3 gocce avvelenate a nanta fronte mentre lui dormia, dicendo di ingruncini e dite. A un lampo Marco fu cambiato in un sarpo quando appiettassi in una sgrigna di un muro. A snake in the wall! L'indomani mattina, come di solito, Maria andò a bere o sovra de luce, ma giunta a cabana aveva modo a chiamare nessun traccia di un giovanotto. Quando la vidi dritta che era dentro un guscino, tanto capì che qualcosa di grave era accaduto. Oh, lo mischino, Marco, povratello, si lagnava a zidelo sotto una leccia d'amanta. Perché piangi, disse una ugiona, so a leccia più beccia e avuresta, vai e cerco dovradello che die un muro e bedrese che guarda a gabana. A gidela culibì puli davanti a un muro, chiamava o sovradello. So qui, Maria, vrischiò una ugiuccia, pebia di diaolina e come un sarpo, tu sola mi vuoi aiutare, tu che sai parlare all'arbore e agli animali, mi devi salvare, ti do a trovare l'ampollina d'acqua d'urchina, piatta in avuresta di amorte, gli animali d'aiuteranno, di prego. Allora Maria cosa ha fatto? Maria, piena di coraggio, chiamò a Gulomba, la gelo a guidò sino a un beccio gazedo la Magioni e si mise a cantare. Tobu binudu gibai di notte bitian dalle borte, tobu binudu gascami in mano, didera di un bagin dirano. Chi boli? Disse o dobu binudu. Ti domando d'aiutarmi a trovare l'ampollina d'acqua d'urchina per salvare un movradello Marco cambiato in sarpo da diaolina. Ma nigume, disse o dopo binudo. E abortò attraverso una foresta in due, tutti gli alberi parevano scheletri, erano tutti secchi, era la foresta di morte, the forest of the death. A ube ad una grande leccia intrecciata in le orecchie, Maria vidi una luce, era ella, era l'ampollina d'acqua d'urchina, ma quando volse biala, una ugione si fece sente, oh, quale vanno a disturbare un mosono, so a leccia più bezia di avuresta di morte, guardiana di l'ampollina d'acqua d'urchina, solo un'anima burra buera pia e tanto a guida durnerà in sta foresta. Oh, per piacere, disse Maria, l'ampollina d'acqua d'urchina, io ne ho bisogno per salvare il movradello. Ah, sì, Maria, disse il liccione. A misure la leccia di avuresta guala, ma parla d'uide. Pia sta utia, ma prima di parte ti tocca di noi a rendere guida a tutti gli arbori di avuresta. Così fece Maria, e da campo in miseria avuresta tornò verde, l'arbori si cercavano da geli, i fiori cresciano a nanta o germino. The life return in the wild. O poco che firmava ha reso a sua forma umana a Marco, ma l'altri erano firmati quelli di un sarpo, The Eyes of the Snake. I due gideli bultano a un palazzo e andano a trovare Diaolina che ella si lisciava davanti allo specchio. Quando usò sguardo crugiò quello di Marco, a madrigna diventò stantera di pietra, like a stone, fu lampada in fiume in due smarri per l'eternità, e a Bagie e a Veligida tornano in paese, e così tutto finisceva. Fa la vuletta, entra in calzetta, dide a ostra, ghia mia, e detta. Sarà vero o no? Andate a sapere. You have to go to know. A sapete voi che Ugantu può aiutare a imparare a leggere o a scrivere? O ritmo, a muoversi in uno spazio, cantare permette di sviluppare la concentrazione e la memoria. E poi, chi piace di sparte una canzone, oppure di cantare solo, a voce rivolta, in sala di bagno, in pittura, in de baulede. Ugantu è libertà. Allora noi a Fabriguccia, sapete che femo? Cantiamo quei delli.
Scusa, tu, come scrivi du baccalà? Così. Ah, invece che no, non si scrive mica così. Si scrive, guarda, eh? Si scrive baccalà. Tu qui hai scritto bagalà. Beh, hai ragione. Avevi a sfaranza qui. Egli ha ragione. Ah, sai perché? Egli perché tra due è uguale. Così non chiamiamo le gambierine. Beh, usano che ci vuole la doppia o G. Se no è vero, facevo a galà. Bagalà. Ma sai, ciò di Bourbon, qua. E tanto a trova piuttosto a Jean-Jean Trombetta, chi è lui usa scrive un corso. Buongiorno a tutti, oggi paroli ne avere quattro, attacchiamo subito. A prima è letto, uretto, due lusirormi, ma letto è di nuovo participio passato do verbo ledia o ledie. È bello l'ultimo libro che ho letto, ma se non cambiamo la prima lettera potremmo avere tetto, o tetto di una casa, ma c'è di nuovo detto o ditto, participio passato do verbo di. I detti sono di noi paroli, i propositi di qualche sia, e un detto è di noi una espressione, dette proverbi. Allora, per compia, puremo di così. T'ho letto che ho sempre letto a sera in numeretto, si sta meglio che non t'ho detto. A presto. Ne conoscete voi gli animali marini? Sapete quante lucine? Ce n'è quanto stelle in cielo, pare a me. Mica solo i pesci, ma di no tutti i mammi veri, e botte marine, e conchiglie, e gupulade marine, gli animali microscopi, i ranci, le anguille, e stelle marine. Non basterebbe una giornata per ammintarli tutti. Ah, gli animali marini, chi piace di vederli muoversi in uno spazio di vita naturale. E sapete che il cibo non insegna posidure di yoga? Allora, stiamo attenti e impareremo con elli o yoga. Chi si basta? Avete la beura? Un'inonda, solo un piccolo temporale. Se volete, per serenarvi, ci possiamo fare appena yoga con l'aiuto di miei amici, gli animali marini. Chi ne idea? Salute, amica Gupulada. Appunto, parlavamo di fare appena yoga. Queste idee, li vuoi imparare do Busidura? Salute marinari, sicuro che vi l'aiuta a imparare a Busidura. A posantare o spino allo dritto. Pieghiamo le ginocchia e aduniamo le piante di piedi. Spirando, gidiamo appena in avanti, dopo arrivare o raccio irrito, sotto di ginocchio irrito, e o raccio manco, sotto di ginocchio manco. Figliate come ostro spino, zaguaccia, come a gioppola di agupulata. Provate a stare così o manco un minuto. Qui di a Busidura di agupulada. E con l'altro marosolo, mine olto in mare, abete di! Oh, hai visto che babagia di yoga? Volete che vi impariamo Busidura? Allora andiamoci. Posati in terra, pieghiamo le ginocchia per avere i piedi arranicati come l'ugiole e mettiamo le nostre mani vicine ai fianchi, palme in giù, pigliando aria, puntiamo forte in cui i piedi e i mani da culo al corpo sino in su, facendo una sorta di scatola. Pieghiamo il gelo e dopo aver tenuto a posizione 5 secondi, provate di fare passi di grancio come me e avanti in diretto. Benissimo. Spirando aria, ci caliamo di nuovo per posarci. Riposatevi e tornate a fare o manco 5 volte. Volete imparare di più? Così rilassante a Busidura di Ugrancio. Non è vero? Venite con me in fondo di mare. Adieu parecchi amici che vi vogliono aiutare. Ecco un amico pesciugane. Salute amico. Un'appia di beura.
so un bravo besciugane, aiutava bene a mo busidura. Ci allunghiamo, corpingiò, con le braccia tese d'una banda e dall'altra di un corpo e le palme all'insù. Fidiando in avanti, inspiriamo e pisiamo il capo e spare le coste d'intera. Stinsiamo le braccia in d'arredo e proviamo a allacciare le dita davanti alla nostra nudadiola di besciugane. Stiamo così 5 secondi. Inspiriamo, capiamo le mani e ci caliamo d'orno in terra. Da ripetere o manco 5 volte. Vabbè, l'avete fatta l'incanto. Credo che qua là, in fondo, diamo amica a Stella di Mare. Andate a salutarla, anche la faccia busidure assai divertente. Piano! Ma avete quasi piadiata addosso. Bon, vogliamo imparare a busidura di Stella Marina? Biderete come sarete tranquille dopo. Allunghiamo stavolta a corpo in su, allungando le gambe e mettendo le braccia sopra il capo. Scartiamo bene le mani il più possibile, davanti a una forma, quella di Stella Marina. Chiudiamo l'occhio una griglia e proviamo a stare ferme e non fa nessun rumore da sente a oggi e il mare. Ora lasciamo le gambe e mettiamo le nostre mani nel nostro corpo. Inspirando, fidiamo come il nostro corpo sempre d'aria e le nostre mani golano su, separandosi una griglia. Con un'ispirazione ci accordiamo che il nostro corpo si bioda d'aria e che le nostre mani ripigliano la sua posizione d'origine. Rivediamo inspiro e espiro parecchie volte, concentrandosi sopra il movimento della nostra panza e delle nostre mani. A quando compio, torniamo a stinzarci e poi scuzzolare gambe e braccia da dici a bedegi. A bedegi! È compio temporale. Abbagliaeta, che tutto aveva da passare per un meglio. Penso che è ora di voltare in casa. Abedegi! Benamo e luantu ilonda di londa, Benamo e luantu e si metta a soffiare. Uastimentu barte di londa, Uastimentu barte due si andrà. A chi l'ha bistunchina di londa, a chi l'ha bistunchina, a chi Madagascar. Un labul sudunimu ilonda, un labul sudunimu usatia puluma. Magnifica Oh, questa unicide. canzone. Buona, l'abbiamo scoperta tutta, non ci fanno più che a cantarla, che ne hai amici? Ce la cantarla. Ah, ma possiamo invitare anche i nostri amici telespettatori a Beh, quale sicuro. piace cantare, che parole sono scrive nel tuo schermo e ci vuole dunque accompagnare. Pronti? Andiamo. C'è un mare d'Urchino, ilonda, c'è un mare d'Urchino più bello non si ne sa, a mezzo a un bastimento, ilonda, a mezzo a un bastimento, lì a navigare. Benamo e luantu, ilonda, Benamo e luantu, e si metta a soffiare. Uastimentu barte, ilonda, Uastimentu barte, due si inonderà. A chi l'ha bistunchina, ilonda, a chi l'ha bistunchina, a chi Madagascar. Un labur sudonimu, ilonda, un labur sudonimu, usatia puluma.
Magnifica sta canzone, mi si peria di divulgare con te non t'allongo. Hai visto? Veramente su talento di interpretazione come nulla. Aspetta, di a glassa, di a Ci glassa. agglassa. Buona, mi sono accampata con voi questa canzone e speriamo che voi di noi, cari amici vi, ma sapete che a Breguccia è compia, ma berodie. Babracciamo di cuore e bimo a presto in canzone. A vedere! Ciao.